E quindi partita questa prima finale, questo venerdì 4 gennaio, Vittoria Grotto alla 4, miglior tempo in batteria 2:21:51, record del meeting è del 2009 di Francesca Segat 2:10:78. Vediamo un primo riferimento ai 50 metri con la frazione farfalla che va in archivio, Grotto 30:53 su Kristin Mikkelsen lassù in prima corsia 30:81. Frazione dorso con Zoe Masetti che si avvicina dalla seconda corsia, affianca quasi Vittoria Grotto che sta nuotando in 4, vediamo le frazioni nel dettaglio, Grotto 35:20, guadagna la Masetti con 35:06 e quindi la Mikkelsen scende in terza posizione. In acqua la frazione rana, una delle frazioni più importanti nelle gare dei misti sui 200 e 400, prova ad avvicinarsi ulteriormente la Masetti perché a stile libero sulla carta la chiusura migliore ce l'ha Vittoria Grotto, abbiamo detto dei suoi risultati in campo giovanile nelle gare dei 4-8 e 1500, quindi ancora testa a testa tra Zoe Masetti e Vitto Grotto, vediamo la frazione della rana con la portacolori del Nottoli che si mette là davanti, 41:40, Vittoria Grotto seconda e poi Laura Mazzotta ad avvicinarsi tantissimo, entra in terza posizione con la frazione della rana. Quindi sarà testa a testa subito già a partire da questa primissima finale, sarà davvero un divertentissimo pomeriggio, abbiamo detto con 37 titoli, Vittoria Grotto va a risorpassare la Masetti e quindi si prende la vittoria nella vasca di casa, Vitto Grotto 2:19:57 davanti a Zoe Masetti 2:20:24, Laura Mazzotta terzo posto 2:22:01. Ragazze, se tutto viene confermato restate subito al podio perché abbiamo una finale soltanto e poi subitissimo